Non sono previsti eventi particolari oggi a Venezia. La folla che vedete è il normale flusso turistico che oramai transita quotidianamente per la città. Per osservare il Canal Grande dal ponte di Rialto bisogna pazientare e attendere il proprio turno, come al Louvre per vedere la Gioconda. Ma mimetizzati tra la folla appressata al limite dell'intasamento tra Calli e Campielli, non ci sono solo turisti e residenti. Qui, come alla stazione ferroviaria o a Piazzale Roma o a San Marco, gruppi di lavoro sono impegnati ad alleggerire i passanti del portafoglio o di quant'altro sia a portata di mano. Abbiamo i nostri amatissimi borseggiatori e borseggiatrici, sono all'opera dalle prime ore della mattina e così fino a sera. Quanti saranno i borseggiatori che sono presenti a Venezia? Allora, noi abbiamo fatto un conteggio in base a quello che siamo riusciti a documentare negli anni e ne abbiamo contati quasi 300, siamo sulla media dei 260. I cittadini non distratti sono nati a Venezia 25 anni fa, quando ancora nessuno parlava di ronde, passeggiate di sicurezza o gruppi di vicinato. Negli ultimi 3 o 4 anni hanno censito quasi 300 borseggiatori, immortalati tra l'altro in una suggestiva raccolta fotografica. Ci sono le borseggiatrici di origine bosniache che addirittura sembra quasi che siano diventate nostre amiche, quindi per farla franca a volte ci dicono sai non ho rubato, non ho ancora rubato, però ti avviso che ci sono anche le bulgare, quindi un po'... Andate da loro invece che da noi. Esatto, cioè si ironizza su, però comunque bosniache, bulgare, ungheresi o italiane, cioè, se sono ladre vanno cacciate da Venezia. Questi cittadini sono davvero non distratti, tanto che l'intervista deve essere interrotta per l'avvistamento di un manolesta nell'atto delle sue funzioni. L'uomo, pare già destinatario di un foglio di via, viene preso in consegna dalle forze dell'ordine. Tra le proposte dei cittadini non distratti, più informazione tramite segnali stradali e annunci sonori della presenza di borseggiatori, ma non solo. La richiesta alla modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale che riguarda le misure di custodia cautelare, perché è vero che se una donna è incinta, è vero che se ci sono bambini piccoli a casa, però è anche vero che se commetti un reato devi pagare.